Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, percorrendo la strada provinciale 17, faremo un tuffo nelle fiabesche foreste centro-occidentali dell'isola e precisamente in quella subregione geografica chiamata Margine, posta in una posizione baricentrica e strategica per le comunicazioni dell'intero territorio regionale. L'odierno itinerario ricade interamente nel territorio comunale di Bolotana, uno storico paese che conta circa 2600 abitanti, in passato definito il granaio della provincia di Nuoro, per via della sua fertile terra, ed inserito a partire dal 2012 nella lista dei borghi autentici d'Italia. Farò tappa al giardino storico di Bad Saliges, che custodisce al suo interno la fascinosa villa in stile inglese denominata Villa Piersi. Visiterò il parco di Ortakis e di Pavude, la cascata di Mularzanoa e per finire salirò sulla vetta del Margine, Punta Palai. Andiamo avventurieri, oggi si sale di quota! Dovremmo essere quasi arrivati proprio al borgo. Comincio a intravedere alcune case, ecco qua, Bad Saliges, siamo proprio arrivati al borgo. Sono alcune abitazioni. Come prima sosta noi ci rechiamo verso la Villa Piersi e poi con calma vi spiegherò di cosa si tratta. Questo dovrebbe essere il parcheggio. Ora ci incamminiamo proprio a visitare quella che è diventata la principale attrazione di questo borgo, ovvero la fascinosa Villa Piersi. Seguitemi. C'è da dire che la villa porta questo nome perché fu realizzata su espresso desiderio di Benjamin Piersi, che in quegli anni venne ingaggiato per la realizzazione delle ferrovie reali della Sardegna, tuttora in uso. Guardate che meraviglia, osservando attentamente la villa si nota che ha una pianta quadrangolare che si sviluppa su 3 livelli, di cui uno seminterrato. Quello che più mi colpisce è la presenza di queste torrette munite di feritoie poste ai 4 vertici della struttura, che sono veramente fantastiche e contribuiscono a darle un tocco fiabesco. Come compenso per il suo prestigioso incarico, tra le altre ricchezze gli venne conferito un vasto territorio in parte ricadente nell'agro di Bolotana. Proprio qui egli infatti volle realizzare il suo sogno di avviare un'azienda agricola che presto divenne una delle più importanti della Sardegna, tanto da far sorgere tutto intorno anche un piccolo borgo ben organizzato e autosufficiente. Questa prestigiosa villa, adornata da piante esotiche importate dai suoi innumerevoli viaggi, divenne la dimora della sua famiglia, nonché il simbolo dell'ingresso dell'isola nell'epoca moderna. Mi resta da dire che oggi la villa non appartiene più alla famiglia Piersi,
ma è stata rilevata dopo anni di completo abbandono dall'Unione dei Comuni del Marghine, che qui vi ha fondato la sua sede. Su indicazione delle gentilissime guide, ora attraverso proprio il Parco dell'Amore, che è costituito dal Bosso delle Baleari. Guardate che meraviglia! Sono circa un tunnel di circa 50 metri, dove a stento i raggi del sole arrivano a penetrare la vegetazione. Ora andiamo a vedere ciò che resta della piscina realizzata proprio da Benjamin Piercy in questo parco di circa 4 ettari. Eccola qua, guardate. Ora ovviamente è invasa dalla vegetazione, ma è ancora ben visibile la sua dimensione. È presente qui in zona anche un importante tasso chiamato l'Agora dei Tassi, perché con i suoi 1200 anni rappresenta uno dei tassi più vecchi d'Italia. Eccolo qua, questo è l'ingresso, vedete, Agora dei Tassi. Proviamo ad aprire il cancelletto e a percorrere questo sentiero. Percorriamo quindi questo piccolo sentiero alberato. Lui dovrebbe essere nascosto tra questa fitta vegetazione perché è un albero che ama l'ombra. Eccolo qua. Wow, guardate che meraviglia! Un fusto bello grosso e dei rami anch'essi belli robusti. Facciamo tutto il giro al suo intorno. Guardate che meraviglia della natura. Davvero spettacolare. Per via della sua elevata velenosità, soprattutto delle sue foglie, viene definito anche l'albero della morte, in quanto appunto determina la sua ingestione, la morte di qualsiasi essere vivente. Restano invece commestibili i suoi frutti. Guardate, vediamo se riesco ad inquadrarli. Vedete, sono delle piccole bacche rosse a forma di coppa, la cui parte rossa è commestibile, mentre il seme è velenosissimo. E infatti vengono mangiati dagli uccelli che ovviamente abilmente scartano il seme, che va a depositarsi nel terreno e favorisce la proliferazione della pianta. Ci sta anche un altro esemplare più giovane, ma anch'esso penso sia millenario. Guardate che meraviglia, questo ha anche una feritoia nel fusto, guardate che bello. Data la loro longevità, la loro capacità di rigenerarsi, rappresentano anche il migliore antidoto contro la paura della morte e quindi un simbolo di rinascita. Osservando questi due bellissimi esemplari, non mi stupirei se uno di essi mi parlasse o mi afferrasse con i suoi lunghi rami. Infatti avverto la sensazione di essere finito in un'avventurosa fiaba. Bene avventurieri, ora risaliamo in sella e ci spostiamo nel vicino parco di Ortakis e Pabude, perché che sono rispettivamente custodi di un'area archeologica e di una bellissima cascata che non so se in questo periodo sia attiva, ma andiamo a vederla, che è la cascata di Mularzanoa. Percorriamo questo viale alberato che assume già un aspetto autunnale. Qui la strada si fa serrata per un piccolo tratto. Questo dovrebbe essere il parco.
eccomi arrivato quindi all'area archeologica di Ortakis. Vedete, l'ingresso dovrebbe essere da questo cancello, però non mi è consentito perché qua 3 amici a 4 zampe custodiscono questo gregge di pecore proprio all'interno dell'area archeologica e non mi fido ad entrare. Comunque c'è da dire che quest'area archeologica si costituisce da dei cerchi megalitici e da un piccolo nuraghe a torre, monotorre. Lassù in cima vedo anche una Madonnina in bronzo, ma ripeto non posso accedere perché sono 3 bei cagnoni che non mi stanno facendo una bella accoglienza, molto probabilmente per via del rombo della mia Sherden. Vista l'ora di pranzo mi sposto nel parco qui vicino, il parco di Ortakis, per cercare una zona dove poter mangiare. Ecco qua, questa dovrebbe essere perfetta, perché la mia Sherden non ha fame, ma io sì. Dopo aver banchettato in questo splendido tavolo vi mostro un po' il parco. Guardate, me lo aspettavo un po' più folto di vegetazione, ma si sta benissimo. Qui c'è anche una robusta altalena e poiché di fronte a un'altalena si è sempre giovani, ora la proviamo, così digerisco un po'. Bene, ora dopo aver banchettato ed esserci dondolati, ripartiamo per il parco Pavude. Questo dovrebbe essere l'ingresso del parco. Percorriamo questo sentiero all'ingresso del parco che ci porta verso questa cascata. Allora avventurieri, mi trovo all'interno del parco Pavude e lascio qui la mia Sherden perché vado ora alla ricerca della cascata Mularzanoa. Vediamo se riusciamo a trovarla, anche se dovrebbe essere inattiva, noi la cerchiamo. Ecco, il sentiero dovrebbe essere proprio questo. Sono andato anche più giù, preso dalla foga dello serrato. Infatti mi dicevano deve essere presente una scaletta in legno, dovrebbe essere proprio questa. Ho quindi attraversato questa scaletta in legno e continuo il sentiero. Qui vedo delle pietre smosse come se ci fosse un torrente, quindi presumo che la cascata sia proprio in questa zona. Infatti ecco qua, qui c'è proprio il salto a voragine che determina il salto della cascata, che ovviamente ad ora è asciutta e inattiva, però guardate, deve essere una meraviglia vederla scorrere. Ritornerò in periodo di pioggia. Allo stesso tempo il vantaggio dell'essere inattiva mi consente proprio di scendere al suo interno e percorrere parte del suo tracciato. Guardate tutte le rocce modellate dal flusso dell'acqua e qui c'è una sorta di seconda cascatina, quindi l'acqua continua a scorrere e a riversarsi in questa fossa.
Bene, ora attraversiamo questo parco perché dobbiamo lasciarlo e dirigerci verso Punta Palai, tetto del Marghine. Guardate che carino, ci sono vari giochi e intrattenimenti per bambini, una fonte. Dovremmo essere quasi arrivati al bivio per Punta Palai. Eccola qua, la svolta dovrebbe essere proprio questa. Proviamo ad imboccare questo sentiero che ci conduce in cima alla catena del Marghine. Questo tratto la strada si fa sterrata, proviamo a proseguire. Eccoci qua, dovremmo essere proprio arrivati. Bene avventurieri, questo serrato ci ha condotto a questo piccolo piazzale. Da qui continuo a piedi per affrontare questa piccola scalinata che ci conduce al tetto del Marghine. Scopriamola insieme, andiamo. Troviamo quindi questa piccola scalinata. Qui c'è anche una vedetta antincendio che avevo letto essere in disuso, invece è perfettamente funzionante. Vediamo un po' il bellissimo panorama che si nota. Salve. Wow, guardate che meraviglia. Iniziamo a fare qualche ripresa qui dal basso. Guardate, qui si può ammirare in lontananza il Monte Corrasi. Qui sotto abbiamo Bolotana. Qui abbiamo la catena del Gennargentu, il paese di Ottana, quindi tutta la pianura sottostante. Si vede anche il lago Modeo e là in fondo il golfo di Oristano. Oggi fortunatamente mi dicono esserci poca foschia e siamo stati, diciamo, fortunati per avere una buona visuale. Saliamo ancora più in alto facendo quest'altra scalinata. Qui c'è un bel divanetto panoramico e vediamo cosa si può ammirare da qua su verso il versante nord-nord-ovest. Guardate, qui lo sguardo, quando la foschia lo permette, si spinge addirittura verso le falesie della Corsica, mentre al momento vediamo queste colline. Qui c'è il tetto della vedetta. Siamo sotto questo piccolo cannetto che protegge gli addetti a sorvegliare quest'area boschiva, questo patrimonio di interesse regionale.
Bene avventurieri, da questo spettacolare punto panoramico, posto a 1260 metri di altitudine, si conclude questo fugace tuffo nelle fiabesche foreste del centro Sardegna. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividete questo video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!